24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. L'euro è uno strumento che funziona bene o male a seconda che lo si usi bene o male. La domanda da porsi non è quale possa essere il destino di questa moneta, ma quale futuro vogliamo per la società. È questo lo scenario di fondo emerso dal dibattito sul tema il destino dell'euro, cause di una crisi annunciata ed effetti sui consumatori, svoltosi a Marghera per iniziativa di Unioncamere e Regione Veneto, assessorato alla tutela del consumatore. L'obiettivo era quello di approfondire cause e scenari possibili rispetto all'attuale situazione di crisi economica che vede l'euro altalenare il suo ruolo all'interno di un mercato mondiale che comunque è attraversato da forti tensioni. È emersa una visione della situazione come terreno di confronto tra modelli di sviluppo diversi che cercano di influenzarsi, ma dei quali nessuno avrebbe da guadagnare dalla fine dell'euro. In Veneto il turismo ha raggiunto risultati da primato e le presenze hanno raggiunto quota 63 milioni, con una crescita di quasi il 4%. Sono aumentati considerevolmente i pernottamenti degli stranieri ed è sostanzialmente stabile quello degli italiani, mentre il fatturato complessivo del settore si aggira sui 15 miliardi di euro. Se il turismo in Italia è al palo, non è certo da noi, ma altrove. Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, ha snocciolato i numeri e i dati a fronte di alcune affermazioni fatte da esponenti veneti che in tutta evidenza ignorano tali numeri, la forza attrattiva del Veneto e le azioni messe in atto dal sistema imprenditoriale dell'ospitalità con il sostegno regionale. È la presentazione ufficiale della conclusione dei lavori di un progetto che è durato per più anni e in particolare la presentazione di uno strumento che è il fondo di garanzia, il fondo SUPA, per consentire e facilitare l'accesso al credito ai migrati senegalesi che vogliono installare iniziative imprenditoriali nel loro paese d'origine, mettendo in pratica le competenze assimilate magari in Italia e avviare un'attività imprenditoriale. Il progetto SUPA, dall'acronimo che sta a significare Successful Paths, percorsi, sentieri di successo, è un progetto finanziato dall'Unione Europea sul programma tematico Migrazioni e Sviluppo e ha la Regione Veneto lead partner del progetto, con partner oltre a Banca Etica la Regione Marche, Confesen, un'associazione di imprenditori, operatori economici e senegalesi, Veneto Lavoro e la Regione Marche. E come dicevo, è un progetto che ha un'ambizione alta ed è un progetto pilota verso quelle nuove forme di crescita comune, di co-sviluppo, non di aiuto allo sviluppo come si diceva in passato, realizzato nello specifico nella realtà senegalese, ma noi già stiamo pensando a riprodurlo in altre realtà di immigrazione, è rivolto a, nel caso specifico, cittadini senegalesi, cittadini italiani che vogliono attivare insieme iniziative imprenditoriali su numeri per ora contenuti. Sono 3-4 progetti quelli che avranno a conclusione di tutto l'iter, che è stato impegnativo e importante per la costruzione degli strumenti finanziari, delle reti di relazioni, dei rapporti giusti con le istituzioni del Senegal e tra le istituzioni, quelle nazionali italiane partecipanti. Ecco, si pone l'obiettivo di avviare e sviluppare questi proprio nuovi percorsi di sviluppo, dove protagonisti di sviluppo diventano cittadini dei paesi che sono, come nel caso dicevo del Senegal, lo ripeto, paesi di forte immigrazione. La comunità senegalese è quella più importante nel Veneto, con più di 12.000 appartenenti, è molto organizzata, è molto ben integrata. Molti senegalesi oggi fanno parte di quei cittadini presenti nel nostro territorio da tanti anni che sono diventati imprenditori. Il 10% delle 460-470.000 piccole e medie imprese venete che, nonostante la crisi e le tante difficoltà, Cresce il costo dei carburanti e sale la protesta delle categorie, a camionisti che hanno deciso di fermarsi in tutta Italia fino a domani, a Chioggia si aggiunge la protesta dei pescatori.
Molti armatori Chiogiotti hanno depositato in capitaneria di porto tutti i ruolini e equipaggio dalle loro imbarcazioni, un gesto che equivale a una dichiarazione di sciopero, dato che, senza questo documento, le barche non possono salpare, e la prospettiva che già qualcuno indica è di chiedere gradualmente la cassa integrazione per tutti i marinai imbarcati. Insomma, il mondo della pesca è sull'orlo del collasso. Ancora un suicidio e ancora una volta protagonista del gesto estremo un imprenditore in crisi. Umberto Ventura, 46 anni, si è impiccato ieri alla scala di casa nell'abitazione di famiglia nel quartiere residenziale della Sacra Famiglia a Padova. Come sempre avviene nel caso di un suicidio, è difficile a posteriori risalire alle cause reali che portano un uomo a togliersi la vita, che lo portano a non reggere alle difficoltà lavorative e personali, anche quando sono così dure da affrontare. Ventura era socio della Contessa RL, ditta di San Giorgio delle Pertiche che produce pannelli fonoassorbenti per strade e autostrade, un'azienda in crisi da tempo con un'esposizione di oltre 4 milioni di euro e la cassa integrazione per i 26 dipendenti firmata lo scorso dicembre in provincia. Una situazione aggravata dalla difficoltà, a quanto pare da lui riferita più volte, nel riscuotere crediti. Ma Umberto Ventura, che non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto, lottava con una profonda depressione da tempo, alle spalle più ricoveri in una casa di cura psichiatrica e anche problemi di gioco, una fragilità che lo aveva indotto a farsi sempre accompagnare da qualcuno. Ieri il tragico epilogo. Gli abitanti del quartiere dove abitava non hanno dubbi, alla base di questa morte, come delle altre registrate in Veneto nell'ultimo periodo, c'è la crisi economica. Il Jobs di Francia lancia la guerra ai big della telefonia. Xavier Niel ha presentato la nuova offerta rivoluzionaria che permetterà di parlare, navigare in rete e inviare SMS a meno di 20 euro. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.